Conclusa al Teatro Pirandello di Agrigento la 2 giorni del congresso regionale Hospice Cure di Fine Vita. Prossimamente potrete seguire uno speciale, adesso delle interviste. Qual è l'attenzione da parte della Regione Sicilia, gli hospice siciliani, quale in termini numerici l'apporto? Oggi comunicherò che con il progetto obiettivo che realizza obiettivi di piano sanitario nazionale e regionale abbiamo stanziato quasi 5 milioni per potenziare la rete delle cure palliative e della terapia del dolore. Racconterò un po' il cammino che ha portato finalmente la Sicilia a un livello di innovazione che l'avvicina alle altre regioni dell'Italia. Stiamo raggiungendo la soglia prevista dei 165 posti letto per gli hospice. Abbiamo avviato anche le cure palliative domiciliari. Stiamo recuperando un po' il terreno perduto, in realtà siamo partiti quasi da zero, almeno guardando a livello macro, sotto il profilo proprio delle cure domiciliari. Stiamo puntualmente rispettando la legge 38, della quale avevamo forse anticipato i contenuti, perché già nel 2009 noi avevamo con un coordinamento attenzionato questo settore particolarmente rilevante che costituisce ormai LEA, livelli essenziali di assistenza a pieno titolo. Perché è stata necessaria una legge? Nel mondo non c'è nessuna legge che tutela l'accesso alla terapia del dolore e alle cure palliative. Noi siamo l'unica nazione al mondo che ce l'ha. E non l'abbiamo dovuto fare per un meccanismo punitivo, ma anzi è un meccanismo di grande civiltà. Io sono stato al Parlamento europeo il 5 maggio a presentare questa legge perché volevano capire i nostri colleghi europei del Parlamento come mai noi eravamo riusciti a fare una legge. Qual è la prossima sfida? La prossima sfida è costruire la rete della terapia del dolore. Se per le cure palliative la rete c'è, perché è fondata sul volontariato, sulle associazioni, sulle onlus, nella terapia del dolore, proprio per quello che le dicevo prima, di questo fatto che abbiamo creato la patologia, abbiamo creato la sindrome, abbiamo creato l'entità dolore, bisogna costruire la rete dal territorio, per medici di famiglia, fino agli ambulatori, fino ai centri di eccellenza che sono gli hub. Qual è il bilancio della 2 giorni di convegno? Ma mi dicono che il bilancio è estremamente positivo, lo dicono sia gli ospiti che sono arrivati da fuori, sono rimasti fortemente impressionati da come è stato organizzato questo evento. Lo dicevano, noi abbiamo girato tantissimo e questo è stato uno dei migliori eventi che abbiamo visto. E lo dico con una nota di vanto, perché siamo stati impegnati da un anno a questa parte su questo finale del progetto che abbiamo concluso stamattina.